È una vicenda che si può raccontare in tanti modi. Partiamo dal bianco e nero. Fräulein, Zuiken. Mannaggia, come faccio a farmi capire da questa io? Ich möchte Ihnen so gerne helfen, aber... Se è ancora vero che la comprensione linguistica può essere un problema, la verità in questo caso è che non è il vero problema. Ma andiamo con ordine. Da mesi sulle montagne più belle d'Italia si dibatte su una questione. Perché nei sentieri che dalle valli portano in vetta ci sono solo cartelli con indicazioni in lingua tedesca? A metterli è stata l'Alpenverein, l'associazione alpinistica sudtirolese. A contestarli il locale CAI, Club Alpino Italiano. Lassù per le montagne. In mezzo una storia infinita, rilevamenti sui percorsi, un'inchiesta aperta dalla Procura di Bolzano, l'inevitabile scontro politico, con l'invito del ministro Fitto alla provincia autonoma di trovare una soluzione e mettere i toponimi anche in italiano. Non possiamo, la risposta molto italica della giunta provinciale, e così, articolo 120 della Costituzione alla mano, il governo dice via i 36.000 cartelli in tedesco. Spiega il ministro Fitto. La provincia autonoma di Bolzano è nel nostro paese, fa a tutti gli effetti parte dell'Italia, Bolzano è in Italia e quindi il rispetto del bilinguismo deve essere garantito per poter avere una convivenza serena e soprattutto per poter affermare un principio che non può in alcun modo essere messo in discussione. Replica il presidente della provincia Durnwalder. Io me ne frego di questa diffida perché prima di tutto ha sbagliato indirizzo, non io ho messo i cartelli e perciò questa diffida la dovrebbe mandare a colui che ha messo questi cartelli. Noi come giunta provinciale e come enti provinciali, enti pubblici e anche i comuni hanno rispettato dappertutto il bilinguismo. Come tutte le cose che accadono in Alto Adige, dietro la vicenda c'è molto di più. La contesa di uno spazio che più che fisico e ideale, riassumibile in una parola, patria. L'altra parola chiave, convivenza, rimane sullo sfondo, insieme con un terzo termine, identità. L'ultima parola è piena integrazione, quella che italiani e sudtirolesi a 90 anni dalla nascita di questa comunità non hanno ancora pienamente completato.